Poi Toro, non siamo tornati. Siamo di Anemoni, vediamo se riusciamo a fare un piccolo salto evolutivo anche stavolta. Allora, vai, CMD, andiamo in Cisville, qua avevamo la nostra Juventus vs Milan, tac, e code, punto. Ormai queste dobbiamo imparare a farle facilmente, perché era su stato schermo. Oh là. Bene. Allora, mi sono reso conto che nella lezione precedente non vi avevo fatto la metafora calcistica e senza metafora calcistica non si riesce ad andare avanti. Abbiamo visto nella puntata scorsa i snippets, che letteralmente vuol dire frammenti del codice. E ora cosa può essere paragonai? Quando i giocatori sono in campo si fa diversi di cenni, no? Uno che va a battere per calcio d'angolo alza un braccio o che ne alza due e così attiva dei schemi già preconfezionati, quindi tutti sa chi ha da fare. I snippets è un po' la stessa roba, quindi se creiamo un nuovo file JS ciccio JS giusto per fare una prova, se ricordiamo, se io faccio IMRC faccio un frammento del codice e dago invio, io mi scrivo il codice intero, poi faccio CC e dago invio e mi crea classe con i due cursori posizionati sul nome, classe e via dicendo. Ecco, quindi snippets, suggerimenti che sedemo in campo veloci, così tutti che abbiamo capito cosa che dobbiamo fare. Usateli perché è veramente fighi. Buttiamo via sta roba. Adesso oggi dovremmo vedere un'altra cosa. Dovremmo vedere come che fa i calciatori durante la partita a passarsi informazioni. Questo perché andiamo a vedere un sito qualsiasi. Vediamo il sito di Arai, non so, via. O niente altro è meglio, però vabbè. Allora, abbiamo detto che sì, accetto tutto quanto. Abbiamo detto che ogni pezzo del sito, tipo sta barra blu sopra del menu, c'è un component, e questa scritta Network Rise è un component. Se schiacciamo viene fuori un pannello bianco, anche questo è un component, e all'interno ognuna di queste voci qua ha tanti component tutti uguali, anche sta cosa Rise, c'è tutte le robe e component. Però c'è chiaro che abbiamo detto che questi component, i nostri giocatori che girano per il campo e le nostre informazioni, li deve comunicare tra di loro. Quindi se mi clicco su questo pulsante, su questo component, devo dire qua sotto a quell'altro component viene fuori a questo component bianco grande, e così qualsiasi roba, se mi premo Rai allora vado ad andare qua, se premo Rai News deve venire fuori l'URL Rai News, e a sua volta premo altre voci del menu, se verge altri menu più o meno se verge, perché qua vedo che è tutto lento, che c'è dei sottocategorie, vedi, tutte robe che si comunica fra le ore. Adesso però abbiamo un passo intermedio da fare, e dato fermo npm start, così dobbiamo partire la nostra applicazione. Allora, ricapitolando di nuovo, che abbiamo un'app. Questa app principale dice io sono il sito internet, disegno la scritta ciao mondo e poi disegno 3 prodotti, dove che all'interno di questi 3 prodotti c'è una semplice scritta prodotto. Boh, adesso se vedi è brutto così, no? Non è carino da vedere, perché gli altri andiamo in cerca anche di quello, cioè quando facciamo una partita di calcio e divise se beh, il campo se beh, o i sponsor se beh, se tutto figo, insomma bisogna che siamo anche gli altri bravi a disegnare. Però uno dice ma cavolo, ma mi non so un esperto di grafica, te ragione. Ho voluto vedere che non che sia qualcuno che ha già fatto per il posto nostro le robe, sì, qualcuno che ha già fatto. Se altri cerchi Bootstrap 5 tenevo come legge sta roba qua, cioè come proprio posto dove venire spesso. Bootstrap è una libreria di stili, vedi colori qua, cose, una libreria di stili grafici che vi consente di disegnare con facilità e cose. Allora vediamo cosa c'è che bisogna fare per averla sta libreria. Vediamo quello che mi interessa niente, eccolo qua, l'NPM, che è il nostro presidente, dice ecco qua, ti puoi chiedere al tuo presidente il Bootstrap, figo. Allora andiamo qua, buttiamo giù l'applicazione, facciamo npm install Bootstrap, vediamo che invio. E ora cosa siamo di fare qua? Siamo di cacciare dentro quella famosa cartella qua Node Modules, dentro sto paston de roba, siamo di dire
voglio installarmi tutta la libreria di Bootstrap e averla in locale pronta che sia veloce da caricarsi. Chiaro, uno dice sì, ma se domani viene fuori un Bootstrap più aggiornato, nessun problema, perché i comandi npm, dove ho scritto adesso per sbaglio, i comandi npm, insomma, sto fatto da chiedere cose, se puoi chiedere anche dei aggiornamenti alle librerie che si ha. Anzi, solitamente si tende sempre a fare un npm update, che se aggiornami alle varie versioni dei componenti che ho su questo sito, e qua vedi cosa che insomma può succedere di tutto e di più, perché quando ti cominci ad avere tante librerie di tante famiglie diverse, può succedere che se in 3C e robe uno non che piace libreria di quest'altro, quindi il compito degli altri programmatori sarà anche quello di tirare un 4 sarà che ogni tanto per combattere su queste robe qua. Però vabbè, di solito funziona se è tutto perfetto. Abbiamo installato Bootstrap, dopo mi qua mi sono messa e dico lo importo come che abbiamo installato React, eccolo qua, e me lo importo in questa pagina. Mi importo anche Bootstrap, che è questa istruzione Bootstrap dist css min, è la versione minimale di Bootstrap che sia più leggera da caricarsi. E minimale in realtà non è che sia minimale, è completa, solo che è schiacciata, compressa, è veloce da caricarsi. Dove si è messa sta istruzione? È messa dentro l'intera app, in modo che tutti qui che sta sotto, i prodotti, i menu, tutti i goda di queste librerie. Che figo! Vabbè, cosa vuol dire questa libreria? E ora, se vi ricordate, mi adesso torno sul mio ciao mondo, ecco qua, faccio npm start di nuovo perché sennò non la vedo. Se vi ricordate che abbiamo detto che i div o qualsiasi tag può avere uno stile, no? Style, per fare i stili in React, se apre parentesi graffe 2 volte e si dice background color, ok, 2 punti F00, bisogna diventare matti e scrivere in questa maniera e robe. Ecco là, difatti c'è mi fa un sfondo rosso, però adesso mi dice ma mi guarda il codice con tutta sta roba qua, è abbastanza odioso. Quindi Bootstrap ha preparato i snippets, i famosi snippets che usavamo, no? Per prima, anche per fare queste cose qua. Oh, che bello! Allora come si fa? Ora via styles, non mi interessa più, salvo e deve sparire, ok. Si introduce il concetto del class name. Class name se questo div, questo tag, ok, e tutto il suo contenuto avrà una certa classe di stile, sappiamo così come termine, no? E vabbè, che classe di stile avrà? Ma avrà tipo un background primary. So che esiste questo snippet, questa dicitura abbreviata che è a colora con un colore primario. Allora, benissimo, quindi che sarà ancora un secondary, vediamo, secondary, sì, è grigio, pensati, ma cos'è questi colori primary, secondary? Se mi vado qua su Bootstrap faccio background color, tac, eccoli qua, vedete che volete predispone già dei colori fondamentali, primario, secondario, successo verde, pericolo rosso, avviso giallo, e i box di informazioni sono sempre azzurrini, e poi scuro, poi luce, via dicendo, insomma te poi sbizzarrite in tutti i modi possibili. Bah, figata. Quindi con queste scritte veloci mi riesco già a darmi uno stile alla mia pagina. Bene, allora proviamo a fare robe fatte bene, vediamo, buttiamo via tutto. Abbiamo un colore primario che adesso non c'è più niente dentro e voglio mettere dentro il mio menu. Ok, voglio iniziare a pagina con un menu. Dove c'è il menu che abbiamo scritto qua, che era solo una scritta menu, e quindi lo importo, menu, al posto di questo prodotto qua, prendo dal file questo menu e lo sbatto là, e che dà con quel colore blu, però ti vedi che è tutto petà, no? Allora qua mi serviva che fosse dei spazi su e giù, destra, sinistra. È importante una roba che magari tanti noi che pensa, quando te vedi un sito internet, guardiamo se io sto qua per esempio, vedi che qua che c'è aria a destra, a sinistra, che dove che c'è scritte qua sopra che c'è aria, a destra che c'è aria, a sinistra che c'è aria. Bisogna capire che quando si lavora con i testi, con le impaginazioni, bisogna sempre creare questi spazi, vedi, questi spazi, questi rotondamenti, queste
con tutti questi, perché è facile da leggere. Se fosse tutto petà sarebbe un paston, sarebbe complicato. Quindi dobbiamo abituarsi a usare il concetto del padding. E il padding è lo spazio che poi questo div contiene al suo interno. Allora, padding, che ne posso avere dei 5 tipi, fermo il 3. Tac, ora cosa che combinare? Crea spazio sopra, spazio sotto e spazio a sinistra. Se avessi fatto uno, che era il più piccolo, vedete comunque che ha creato spazio, però più piccolo. Se faccio l'ultimo, il 5, mi crea tantissimo spazio. Anche qua Bootstrap che crea 5 spaziature a suo modo, fatte come che è di standard in sostanza. Mi posso inventarmi un P6, un P ciccio, un P quello che voglio, perché vedremo un giorno che potremo estendere questa libreria di Bootstrap e aggiungere tutte le nostre personalizzazioni sui stili. Allora, colore così, abbiamo fatto la spaziatura, il testo non può stare nero, facciamo text white, vediamo se è vero, no, text white, tac, il testo è white, comincia già a essere un qualcosa del carino. Bene. Allora, naturalmente sta roba che abbiamo fatto, se mi ciapo sta pagina e allargo e stringo e rimane attaccata a tutto quanto il meccanismo. Quindi ricordiamoci che i div, se questi contenitori messi in verticale, un giorno impareremo a metterli anche in orizzontale, e li casca così come viene, perché casca dentro, è comodo. Andiamo sul menu e diciamo che vogliamo fare dei voci del menu, quindi home, ricordiamo se di racchiuderli un giorno, adesso ricordiamo se da racchiudere cose sempre tramite dei div, partite, ok, adesso guarda che segnacci rossi che mi fa, vedremo adesso perché, partite, campionato e via dicendo. Allora qua io mi segna rosso, dice guarda che questa espressione non può avere, cioè mi non posso mettere dentro return tutti sti div sciolti così, deve esserci sempre un div che sta a capo di tutti. Allora, siccome magari non mi serve, mi faccio un apri e chiudi tag, creo un tag fittizio, diciamo, e racchiudo tutto in questo tag. Sposto anche avanti, abituiamoci a usare anche a tabulazione, o un partita e campionato. Abbiamo detto che i div casca in verticale, a noi interessa chi caschi in orizzontale, giusto? Allora, mi interesseria che in tutta sta barra, qualsiasi roba che metto dentro è a caschi in orizzontale. Allora qua entreremo anche a fare un nuovo concetto che è quello del di flex, cioè di rendere flessibili questi div in sostanza. E va bene, cosa che ti vuoi da me? Fai un flex row, cioè mettiti in riga, in realtà si potrebbe anche ometterlo perché di default è proprio flex row, ma se facciamo già così, salvo. Ecco, hai visto che si è già messo in riga, però sapevi che se vuoi fare in colonna flex column, tac, ecco, se faccio flex row io si mette in riga, ma va la cosa che è comodo sto aggeggio che veramente sto Bootstrap e ne fa sognare. Buona, andiamo sul menu e adesso vedi che è tutto petà come sempre. Bene, allora io dico class name, ok, e qua che davo il famoso padding da 2, boom, comincia a complicare robe perché vara c'ho un po' su, un po' su, perché sta roba ciò, perché il padding va tutto intorno a ogni oggetto e quindi oltre a quello iniziale che ho messo anche quello che ha scritto home, ho creato delle spaziature che se somma noi potremmo anche fare semplicemente quello che mi bastava era distanziare in maniera orizzontale sta parola, quindi posso fare padding x, la x se quella orizzontale a y è verticale, ecco là. Io se rinunciate a fare spazi sopra e sotto, però me ne ha fatti a destra e a sinistra, così è comodo. E ora adesso proviamo a fare anche su partite, vedi io, tac, e niente, che incredibile sto muso quando che non posso fare niente che già il muso me bronto, sì, effettivamente cosa c'è che dice il muso? E dice quando che ti cominci a scrivere tante volte la stessa roba te sei un asino, vi ricordate sta roba qua? Vabbè, come voglio a fare mica, ho tante scritte, se domani ne ho altre mi tocca sontare qua sotto, qua allora entra in gioco i famosi components che siamo di fare. Vuol dire che
ognuno di questi pulsanti del menu devo creare un component che io disegna, che abbia tutte le sue spaziature, tutte le sue bei colori e sue robe. Dopo io uso tante volte per fare quante voci del menu che voglio. Interessante. Allora, proviamo ad andare a creare questo component, lo chiamiamo menu button JS, e voglio creare un bottone del menu. Allora IMRC via, CC via, menu button, fantastico. Adesso dentro return che metto dentro proprio sta roba qua, metto dentro questo home per esempio, no? Anzi qua chiamiamo testo menu, testo bottone. Boh, dovremmo importarlo qua dentro per usarlo. Butto via tutto, mi metto qua, faccio importa menu button from, qua se devo fare sempre tutto in radice, un giorno capiremo di dover iniziare a mettere dei cartelle qua perché sennò fa mocca il casino. Ho scritto mai qua dove mettere a slash qui a dritta. Eccolo là, io mi ero fatto un bottone col testo bottone. Se volessi tanti bottoni, guarda là, faccio così, testo bottone, posso farne quanti che voglio e non devo dare lo stile a tutti quanti, perché se sa il stesso bottone singolo, il primo il component quello primario che è già questo padding X. Bon, però non posso scrivere sempre il testo bottone. Finalmente arriviamo alla lezione di oggi, che dovremo far comunicare i component fra di loro. Quindi deve essere il menu che quando disegna sti bottoni è da dire che qua dentro, mi raccomando, ti che da scrivere home, ti invece te che da scrivere campionato, ti che da scrivere partite e via dicendo. Come si fa? Beh, qua è quasi semplice, perché basta dire potremmo inventarsi una parola qualsiasi, chiamiamo label, ecco, potremmo inventarsi un parametro qualsiasi e dire che labels è home. Bene, che bello. Cioè se io passare una variabile all'interno di questo bottone che si chiama label, una se home, una se partite e l'altra se campionato. Boh, ne facciamo un'altra che se, non so, contatti. Benissimo, ecco qua, quando finisce così, butto via sti qua. Se mi salvo non succede niente, è sempre il testo bottone, però so che se devo passare delle robe. Abbiamo fatto un passaggio, siamo dei giocatori, il giocatore menu, se devo passare a Baia ai giocatori menu button. Il giocatore menu button dice, adesso dove è che mi tolgo sta roba che zio passarmi? Oh là, andiamo qua, dentro il render, fai bene attenzione da dove che mi posiziono. Ecco perché esiste render e return, che se do, perché uno dice ma perché non puoi fare subito return invece di fare che ha schifo descritta la render, perché qua in mezzo potremmo mettere del codice JavaScript, quindi prima di mostrarmi, di disegnarmi a pagina, fa ancora qualche elaborazione e dopo te mi mostri la pagina. E mi proprio qua dico che voglio una costante e so che si chiama label e me la sto prendendo da this, cioè da me stesso, props. Ecco, so che props è un oggetto che fa parte di questo component che è quello che si sveglia quando che arriva qualcosa da fuori, scritto in questa maniera qua. Ok, ti mandi una prop, una proprietà, allora io da questo oggetto, da questa collezione props, me prendo label. Ti dici, ma perché te che hai fatto ste graffe? Qua dobbiamo capire anche cosa che sono queste strutture dati, che sono i JSON in sostanza. Questi props sono una struttura particolare che può essere rappresentata tramite dei grafe e con dei virgole posso raccogliere tutti gli oggetti che sono dentro sto props, no? Pluto e via dicendo. Se ne fosse tante li raccolgo in questa maniera e uso qua dentro poi questa label e uso qua dentro. Quindi ricordatevi di fare ste graffe per dire voglio prendere da dentro questo props quella proprietà. Buona, che siamo arrivati a fine. Label, finalmente posso usarlo al posto del testo bottone. Come si fa a usare una variabile dentro un codice HTML? Nuovamente se usa graffe
e si posiziona sto label. Se vedi, mi posso eliminarlo di nuovo. Questo qua dice sono un po' bruttino perché guarda, sono sta dichiarando, non so mai sta a usare, quindi vi suggerisce anche. Se invece uso, questo diventa colorato, vuol dire che so se sta a usare. Salvo. E la guarda che figata atomica. Ho un partito e campionato contatti. Ripetiamo. Oh, hey, voilà! Oh, adesso siamo di per oggi. Praticamente siamo sempre attaccati a qualche scoglio perché abbiamo paura di andare via con la corrente. Ormai che abbiamo ciappato un po' di confidenza, riusciamo a filtrare certe informazioni e a comprenderle bene. Ottimo. Bello. Fammi vedere come che abbiamo fatto, quindi. Torniamo anche a... Non è brutto ricciapparsi ma dall'inizio tutto. Allora che abbiamo detto, la nostra app contiene un div come che abbiamo detto e dentro che c'è il menu, che è un component. Il menu component cosa ha al suo interno? Ha 4 component che sono di bottoni e che passa dei parametri che si chiama label con dentro delle scritte, dei testi normali. Il singolo component del menu bottone dice vabbè, io dalle mie props, dalle proprietà che qualcuno mi ha ficcato in testa, mi prendo sta label e la disegno a schermo. Faccio anche un padding orizzontale di 2 in modo da distanziarmi le varie scritte. Morale, via fuori sto gioco qua. Ragazzi, siamo usati a fare cose turche. Fatta anche questa. Prossima lezione che tiriamo qualche sbaionata ancora più forte, va bene? Mi raccomando, se c'è qualche bottone sul canale qua di iscrizione, tutte che robe che c'è qua sotto, fammi i complimenti, condividete i miei video. Adesso per carità, se vi voglia di offrirmi un spris, non più di un spris, perché siamo tutti quanti che tiriamo a savata in sto periodo, se vi voglia sotto su sto video che c'è un link per offrirmi un spris. Ciao gente!